da Dino Mantovani e alla rassegna pubblicata negli anni del convegno del 1994 da Attilio Mastrocinque. C'è tutto un filone non antichistico nella produzione scientifica di Dario Bertolini che meriterebbe un'indagine specifica. Nel mio intervento al convegno suddetto, quello del 94, esordii con un rapido esame della fortuna di Giulia Concordia nelle ricerche condotte dal 1400 agli anni 60 dell'Ottocento, non trascurando qualche significativo giudizio esterno al campo antichistico, per esempio Cesare Cantù, Diocesi e Provincia di Venezia, nel grande giornale, nella grande illustrazione del Lombardo Veneto del 1858, e neppure come testimonianza del versante letterario, Ippolito Nievo, nei primi 5 capitoli delle Confessioni di un italiano, 1857-1858. I grandi progressi cui accennavo, registrati negli ultimi decenni, si fondano, oltre che sulla sempre più penetrante esegesi delle pubblicazioni di Dario Bertolini, su una vasta mole di materiali d'archivio, soprattutto epistolari, tra quelli editi o comunque segnalati, lettere di Bertolini o a Bertolini di alcuni dei maggiori e minori antichisti italiani, tedeschi, francesi del tempo, Wilhelm Henze, Giovanni Battista De Rossi, Heinrich Dressel, Raffaele Larrucci, Theodor Monsen, sul quale ovviamente torneremo, Luigi Bruzza, Giulio De Petra, Ettore Pais, Fedele Lambertico e altri. So dell'esistenza anche di altri, diciamo così, dossier epistolari che devono essere appena individuati e indagati. In questo elenco, tutto maschile, va inserito a pieno titolo il nome di Ersilia Caritani Lovatelli, socia onoraria dell'Istituto Germanico di Corrispondenza Archeologica di Roma e prima donna a essere accolta nell'Accademia dei Licei, studiosa per la quale rimando alle simpatetiche ricerche di Elena Pettenot, cultrice anche della gender history, la storia di genere, cioè la storia vista dal punto di vista del genere, che può essere maschile, prevalente per secoli, e può essere anche femminile, emergente negli ultimi decenni. Al fine di un migliore inquadramento del contributo di Theodor Mommsen e di Dario Bertolini alla ricerca sull'epigrafia e quindi sulla storia romana di Giulia Concordia, è opportuno esaminare brevemente quella che può considerarsi la prima trattazione sintetica di esse, corrispondente al capitolo iniziale di una monografia tripartita del portocurarese Antonio Zamboni, pubblicata nel 1840. Nella settantina di pagine che compongono quel capitolo, intitolato Monumenti storici di Concordia, già colonia romana nella regione veneta, possiamo distinguere varie sezioni. Primo, una rassegna delle fonti letterarie, quelle greche, questo è anche interessante per conoscere lo stato dell'arte, diciamo così, ancora alla metà dell'Ottocento. Le fonti latine e le fonti greche che vengono citate in traduzione latina. Di greco, diciamo così, se ne mangiava poco ancora in quel momento. Dunque, la prima sessione offre gli elementi per una storia dell'insediamento nella fase pre-romana e al tempo della deduzione coloniaria attribuita ad Augusto e a oltre. Una serie di 48 epigrafi riprodotte integralmente, costituisce la base di una ricostruzione di vari aspetti della struttura politica, sociale ed economica della comunità concordiese. Infine, le pagine finali danno varie notizie di carattere topografico e archeologico, alcune delle quali secondo me da riscoprire e da valorizzare. Dai commenti dell'autore Zamboni ai vari documenti del corpus epigrafico emerge un fenomeno degno di nota dal nostro punto di vista.
l'esistenza tra Portogruaro e Concordia di un buon numero di collezioni private di antichità romane, collezioni private, in particolare di iscrizioni, custodite da Bonaventura Segatti, Giambattista Bevilacqua, Giovanni Moschietti, Antonio Zambaldi, Maria Benedetti Carnier, Antonio Trevisan e altri. Non che la romanità di questi reperti li mettesse comunque a riparo da un uso degradato. Lo stesso Antonio Zambaldi non mostra imbarazzo nel dichiarare che uno dei sarcofagi della sua collezione era utilizzato, cito, ad uso di truogolo. E del resto anche la Costituzione del 23 dicembre 1850 della Asburgica Kaiserkönigliche Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung der Bauwerkmale, cioè la Commissione centrale austriaca per la ricerca e per il mantenimento e la conservazione dei monumenti, che ebbe giurisdizione anche sul territorio di Iulia Concordia fino al 1866, esito della terza guerra di indipendenza, nemmeno la presenza negli ultimi anni di questa centrale commissione ebbe delle ricadute di rilievo su di essa, come risulta da una ricognizione condotta sulle due riviste, lo Jahrbuch, l'annuario e le Mitteilungen, le comunicazioni, di cui si dotò nel 1956. Non compare. La centralità della documentazione epigrafica è proclamata da Antonio Zambaldi in modo icastico. Cito: i marmi letterati, cioè le iscrizioni lapidarie, formano quasi la sola storia sussistente della sventurata Concordia. E l'adesione più scolare della tradizione antiquaria a un giudizio di tal genere, inteso in termini generali, è confermata pure da una discussione più o meno contemporanea che coinvolse il nume tutelare dell'epigrafia italiana ed europea di quel tempo, cioè Bartolomeo Borghesi, riconosciuto come suo maestro da Teodor Mommsen, e il già menzionato notabile ed erudito portoghese Giovanni Moschietti, una figura che emerge in modo significativo. Nel 1852 venne scoperto uno dei documenti più straordinari dell'epigrafia locale, cioè la base frammentaria del monumento onorario di Gaio Avio Antonino, uno dei personaggi di maggiore spicco dell'aristocrazia dei tempi di Marco Aurelio e Lucio Verro, siamo alla metà del secondo secolo d.C. Esso, questo monumento, attirò immediatamente l'attenzione di Teodor Mommsen e del suo maestro Bartolomeo Borghesi, autori di contributi esegetici apparsi rispettivamente nel 1852 e nel 1854. Sono contributi che andrebbero riletti, andrebbero valorizzati. Ma quello che interessa di più nella nostra prospettiva è che al dibattito, in cui intervenne anche August Wilhelm Zumth, un duro avversario di Mommsen, diede il suo contributo anche Giovanni Moschietti, autore del 1853, quindi più o meno nello stesso periodo, di un saggio che l'anno dopo fu oggetto di una rispettosa valutazione dello stesso. In che modo Giovanni Moschietti avesse acquisito i fondamenti della scienza epigrafica non è dato di sapere. È però un fatto che molti anni più tardi, nel 1870, Dario Bertolini dichiarò di aver coltivato la speranza che l'edizione del Corpus Epigrafico di Concordia fosse realizzata da uno studioso qualificato come Jacopo Pierona, corrispondente friulano di Teodor Mommsen, e appunto Giovanni Moschietti. Aveva evidentemente degli elementi per arrivare a questa conclusione. Un evento decisivo nella storia degli studi sull'antichità della colonia romana ebbe luogo nel 1857, anno in cui Teodor Mommsen, impegnato da tempo nell'impresa del Corpus Inscriptionum Latinarum, la raccolta complessiva di tutte le iscrizioni latine, la visitò Concordia per la prima volta. Sulle varie tappe dei suoi viaggi nella Venezia,
incominciati quando la regione era ancora parte del Regno Lombardo-Veneto-Asburgico, e sulle basi di ricerche, scusate, e quindi dell'Impero Asburgico, è proseguiti dopo l'annessione del Veneto e del Friuli occidentale nel 1866 al Regno d'Italia, rimando alle fondamentali, veramente fondamentali, ricerche di Lorenzo Belvelli. Qui noterò soltanto, in via preliminare, che i risultati complessivi della prima lunga fase delle indagini di Mommsen vennero pubblicati solo nel 1872, anno dell'uscita della Voluminis Quinti Pars Prior, prima del volume quinto, della grande impresa. Quanto al capitolo concordiese, specificamente concordiese di Gressa, del tutto analogo agli altri delle sue componenti, ci sono però molte cose da mettere in evidenza. La raccolta comprende tutte le iscrizioni della colonia acquisite dall'autore, cioè dal Mommsen, a 3 livelli: da precedenti scritte e stampate, da materiali trasmessi da quelli che lui chiamava aiutatori, aiutanti, insomma, e da proprie autopsie gratificatori, egli stesso personalmente nella visita del 57. L'ultimo aspetto, l'aspetto delle autopsie, è significativa la distinzione che egli stabilisce tra una autopsia senza precedenti e un'autopsia seguita a quelle di altri studiosi, dopo l'utilizzo rigoroso di 2 formule diverse: descripsi, cioè l'ho copiata, sono stato il primo a copiarla, contuli, l'ho riscontrata, dopo altri l'ho riscontrata io stesso. Rispetto al volume di Antonio Zambaldi, comprendente 48 iscrizioni, l'incremento quantitativo registrato dal primo capitolo concordiese del corpus è molto notevole. Esso riporta 90 iscrizioni, corrispondenti ai numeri compresi tra il 1866 e il 1955. E veniamo finalmente alla discesa in campo di Dario Bertolini. Abbiamo già osservato che molti dei documenti epigrafici inclusi da Theodor Mommsen nella sua prima raccolta facevano parte di collezioni private, in primis quella di Giovanni Moschetti. In tale contesto, negli anni 50, alla fine degli anni 50, Dario Bertolini è del tutto assente fino all'ultima iscrizione delle 90 che accennavo, appena ricordate. Questa iscrizione è introdotta dalla seguente formula: Portogruari, inedibus Bertolinis, nuper reperta, seguita da un'altra notizia, Piroma debit. Quindi questa iscrizione si trova a Portogruara, in casa Bertolini, ed è stata scoperta recentemente. Però è stata trasmessa a Mommsen da Piroma, cioè Bertolini non compare ancora. Da questa notizia sembra di poter alcune ipotesi che l'eventuale collezione del nostro Portogruarese non fosse ancora consistente. C'era una collezione Bertolini, ma non era evidentemente ancora consistente. Inoltre che egli non avesse ancora contatti diretti con l'autore del corpus, rifornito, vediamolo tra virgolette, invece, dal valoroso dialettologo friulano Jacopo Piroma, che la segnalazione, infine, del luogo di riferimento dell'epigrafe, anche se noto, non fosse considerata ancora più importante. A distanza di un lasso di tempo non precisabile, ma più o meno breve, fu scoperto, pochi giorni prima dell'8 marzo 1873, lo abbiamo appena sentito dire, il cosiddetto sepolcreto delle milizie o necropoli di Levante. La denominazione sepolcreto delle milizie è un po' riduttiva, perché in realtà la situazione, diciamo così, del patrimonio epigrafico, sia del livello del sepolcreto delle milizie, sia dei livelli sottostanti al sepolcreto delle milizie, è una situazione molto, molto più complessa. Quindi io preferisco, una scelta personale, preferisco una denominazione più generica come necropoli,
magari al plurale di Levante. Nelle vicende che seguirono il ruolo di Dario Patrolini, fin dall'inizio coinvolto dello scavo, assunse un'importanza crescente. Nel medesimo anno la pubblicazione di uno dei suoi primi saggi sul tema nel prestigioso Bullettino dell'Istituto Germanico di Corrispondenza Archeologica di Roma, diretto da Wilhelm Hensen, gli procurò immediatamente, nello stesso 1873, gli procurò la nomina a socio corrispondente dell'istituto medesimo. I tedeschi lo procurarono immediatamente. Nel 1875 la questione del sepolcreto da municipale, ancora circoscrive diciamo così al dibattito interno, regionale, divenne nazionale. Dopo una visita in loco di Ruggero Bonghi, titolare del neocostituito Ministero per i Beni Culturali del governo della destra storica presieduto da Marco Minghetti, la posizione di Bertolini venne rafforzata nella sua nomina da parte di Giuseppe Fiorelli, direttore generale dell'Antichità e delle Arti, a ispettore per gli scavi e monumenti di Concordia. Come nel 1873, 1874 e 75 le nuove acquisizioni di dati archeologici ed epigrafici furono illustrate dal portoghese nel Bullino germanico, mentre a partire dal 1876 la sede di pubblicazione dei suoi puntuali aggiornamenti furono le notizie degli scavi di antichità dell'Accademia dei Licei. La valenza politica di questa nomina e di questa attività, diciamo, è evidente. Prima ci si rivolgeva ai tedeschi per le pubblicazioni, adesso si crea una rivista in cui pubblicare da italiani le cose italiane. Tralasciando gli aspetti non secondari dell'impegno di Bertolini a sostegno degli scavi, resi talvolta difficili, oltre che da vicende climatiche sfavorevoli, c'erano piogge continue e alluvioni continue, oltre che da vicende climatiche sfavorevoli, da contrasti con i proprietari dei fondi interessati e dalla saltuarietà e dalla finale carenza delle risorse finanziarie destinate all'impresa, tralasciando tutti questi aspetti, veniamo a quelli più propriamente scientifici dell'impresa di Bertolini. Il buon livello delle competenze archivistiche dello studioso locale, rilevabile fin dalle sue prime pubblicazioni, è degno di nota in un ambiente in cui nel 1875 un mercante, questo tra virgolette, presuntuoso, come un certo Monsignor Liberani, non sono riuscito a identificarlo, forse qualcuno dei presenti ne sa qualcosa di più, un dilettante presuntuoso come questo Monsignor Liberani, in polemica con le interpretazioni degli anni precedenti delle nuove epigrafi concordiesi date da Henze, De Rossi, Olsen e Bertolini, aveva proposto letture alternative di esse che vennero liquidate come inezie, cioè dall'autore del corpo, da Mose, non la mandava a dire. Tale situazione ha indotto a porre il problema delle vie attraverso cui Bertolini, che aveva seguito a Padova e a Vienna gli studi universitari di giurisprudenza, conclusi nuovamente a Padova nel 1849, e aveva poi scelto la professione di avvocato, attraverso quali vie fosse pervenuto alle competenze suddette, cioè competenze archivistiche, archeologiche, epigrafiche. Che negli ambienti accademici delle due città universitarie, Padova e Vienna, le scienze dell'antichità fossero ben rappresentate e che tra i compagni del giovane Bertolini a Vienna si incontrassero anche studiosi come Domenico Morelli, Giacomo Boni e Paolo Orsi, destinati ad affermarsi nel campo archeologico, sono, come ha rilevato Elena Pettenò, dei dati di fatto, cui aggiungerei la familiarità che il portoghese dovette avere con l'Handbuch der Römischen Epigraphik, il manuale di epigrafia romana, pubblicato da Karl Zell tra il 1850
è il 1852. Su questo ci siamo navigati, non mi trattengo su questo problema. A questi dati di fatto però, cioè viveva in una fortemente rappresentante, questi dati di fatto si contrappongono a altri dati di fatto, rappresentati da una sua dichiarazione di quel periodo, secondo cui egli si considerava un neofito, dice neofito. Dati continue lamentele per le gravi carenze del materiale bibliografico di cui disponeva, dice non posso studiare perché non abbiamo libri. Anche le biblioteche di Venezia sono insufficienti, anche le biblioteche di Padova sono insufficienti. Ci sono un buco di lettere in cui cerca di scroccare agli editori del CIDE l'invio gratuito o a pagamento, si spera gratuito, di varie pubblicazioni. Usa la parentesi. Quindi continua lamentele sulla grave carenza del materiale bibliografico ed è la necessità di far fronte anzitutto, questa è una cosa significativa, insomma, ai suoi impegni professionali, cioè ai suoi impegni di avvocato e di amministratore locale. È stata una figura di altissimo livello dell'amministrazione municipale. In conclusione, a mio giudizio, il problema sulle competenze, sulle origini delle competenze antichistiche di Bertolini rimane un problema aperto su cui bisognerà ancora interrogare. Esclusa la visita di Mommsen a Portogallo Concordia del 57, la notizia della quale non presenta nulla di sicuro al riguardo, il primo contatto a me noto del tedesco con Bertolini fu quello diretto, verificatosi il 4 aprile del 1873, giorno in cui l'autore del Corpus Iscriptionum Latinarum propose a un'adunanza dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica a Roma, quindi, la sua lettura di un'iscrizione concordiese, dice in italiano, sul carico favorito cene dallo stesso Bertolini. Negli anni compresi tra il 73 e il 77, come apprendiamo sia dalle rispettive edizioni epigrafiche sia da notizie e accenni presenti nelle relative corrispondenze epistolari, tra di loro e con altri, quindi corrispondenze con Krenzen, De Rossi, Gaetano Rautelli, ma ne restano da sedorare molte. In quegli anni, dicevo, Bertolini e Mommsen lavoravano, per così dire, in parallelo e in stretto, anche se prevalentemente indiretto, cioè epistolare contatto. L'uno all'edizione dei nuovi materiali acquisiti e talvolta ad una loro elaborazione monografica, da cui nacquero ad esempio gli articoli sulla fabbrica di armi concordiese, l'altro, Mommsen, al loro apprestamento e inserimento nella volumine quinti pars posterior, nella parte seconda del volume quinto, degli additamente e dell'addittamento conduttor, cioè delle aggiunte e delle aggiunta alle aggiunte. Il risultato finale di questa sinergia di Mommsen e di Bertolini fu straordinario. 127 iscrizioni lapidarie in più negli addittamenti, 8 nell'addiventorum totale. Ma in realtà queste cifre non rappresentano che una parte del totale. Resterebbe la computare, mai tentata da nessuno, quanto mi risulta, le iscrizioni impresse o graffite sul cosiddetto instrumentum domesticum, cioè su varie classi di oggetti di uso comune realizzati non su pietra, non sono iscrizioni lapidarie, ma realizzati con materiali diversi, metallo, argilla, osso, eccetera. Theodor Mommsen, a questo punto molto delicato, per cui Mommsen viene sculacciato da alcuni storici dei nostri giorni, resterebbero a computare. Theodor Mommsen aveva qualche dubbio sulla gestibilità di questo materiale, di questo strumento domestico. Qui faccio dei riferimenti che voi potrete attingere nella versione finale, insomma. Ma dato Bertolini, questo è interessante, le considerò presto con attenzione. Mommsen ci credeva poco, Bertolini ci credeva molto. Come risulta esplicitamente da un suo articolo del 1878, cito,
nel convincimento che se non altro i bolli doliari, i bolli di dolia, cioè i grandi recipienti, i grandi contenitori, possano per il loro numero e varietà fornire un'idea dell'agiatezza e dei commerci della nostra colonia. Per questa certezza desidero, mi affretto a riempire tale lacuna. Cioè è essenziale per la storia economica e anche per la storia sociale, processi di arricchimento, eccetera, tenere presente anche l'istrumento domestico. Non bastano le iscrizioni lapidarie. Quanto al giudizio complessivo di Mommsen intorno al suo collaboratore, esso non avrebbe potuto risultare più elogiativo. Nel suo vigoroso latino, Mommsen scriveva in tutte le lingue di cultura e in più scriveva in latino, nel suo vigoroso latino egli formulò il suo giudizio su Bertolini in questi termini: Praefuit autem effusionibus quis inde a principio, ad etiam nunc praes advocatus Darius Bertolini, cui sub industria debetur fere quicquid inde abuimus, dico la traduzione italiana. Ha diretto questi scavi fin dall'inizio e tuttora li dirige l'avvocato Dario Bertolini, alla cui operosità e dottrina si deve quasi tutto ciò che ne abbiamo ritrovato. Egli infatti non soltanto incalza e sorveglia con grande sollecitudine gli operai, gli scavatori, ma si adopera inoltre perché le iscrizioni quelle scavate, grazie alle copie o ai calchi tratti da esse, copie e calchi che Bertolini produceva a bizzeffe e che mandava a Mommsen, vengano subito in pubblico dominio. Tale sinergia durò anche dopo il 1877, cioè dopo la pubblicazione del secondo tomo del Cide V. Quando la Reale Accademia dei Lincei concepì il progetto di realizzare i corporis inscriptionum latinarum supplementa italica, cioè supplementi di area italiana, di area italica del corpus, venne affidato il fasciculus primus di questi, relativo alla Gallia Cisalpina, cioè all'Italia settentrionale, venne affidato a Ettore Pais, e dopo aver ottenuto la laurea a Firenze si era trasferito nel 1881 a Berlino per completare la sua formazione alla scuola di Theodor Mommsen. Sotto la guida di quest'ultimo, molto ben documentata da un fittissimo epistolario, sotto la guida di quest'ultimo egli realizzò tra molte difficoltà e con molti ritardi l'opera affidatagli, che uscì con doppia data, 1884, data teorica, e 1888, data reale, uscì 4 anni dopo la data teorica iniziale. Come aveva fatto col tedesco, Dario Bertolini aiutò anche il giovane studioso italiano, aiutò anche Pais, che non mancò di riconoscerlo. Cito dal latino: Darius Bertolini, laudati di studio, concordiersibus suis, pergiti stare, et nunca reper paedere, eccetera, eccetera. Dario Bertolini, con lodevole impegno, continua a dedicarsi alle sue cose concordiesi e a pubblicare quelle scoperte di recente. E in modo analogo ci aiutò instancabilmente e cortesemente la replica del giudizio monseliano. Né la sua attività archeologica ed epigrafica venne meno con l'età. Dopo un'altra serie di pubblicazioni, fin dal 1880 estese al di là di Concordia e Colorado, anche una dozzina di centri minori del Veneto e del Friuli, questo è un altro tema da vedere. Cioè l'epigrafia pubblicata da Bertolini riguarda per la maggior parte Concordia, l'epigrafia di Concordia Sagittaria, ma ci sono brevi articoletti in cui lui pubblica materiale epigrafico che è stato trovato in varie parti contigue a Concordia e a Portogallo, sia del Veneto orientale sia del Friuli occidentale. Questo filioncino, diciamo così, è poco indagato, vale la pena di
Quindi la sua attività in ogni modo non venne meno con l'età. Dopo un'altra serie di pubblicazioni, fin dal 1880 estese agli Iadico Corneo Portocorano, anche una dozzina di centri minori per Veneto e Friuli, gli ultimi due saggi dello studioso di argomento concordiese vennero composti e pubblicati solo pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 25 gennaio del 1894. Vi ringrazio.